La prefettura di Agrigento rende noto che sono state accolte e finanziate le proposte presentate dai comuni di Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte, approvati dalla prefettura in quanto ammissibili secondo i criteri individuati dal Ministero dell'Interno. I finanziamenti si inquadrano nell'ambito della ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, effettuata con decreto ministeriale adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo scorso 25 giugno 2021, che ha appunto destinato una quota ai comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale della vendita dei prodotti contraffatti. I comuni beneficiari sono stati individuati nel medesimo decreto tra quelli litorani in relazione alla presenza delle strutture ricettive in base ai dati Istat, che nel contempo non siano cioè capoluoghi di provincia e abbiano una popolazione non superiore ai 50.000 abitanti. Nella provincia di Agrigento sono stati pertanto individuati i citati comuni che, invitati dalla prefettura a presentare domanda prospettando le misure e i mezzi che intendessero adottare, possono destinare il contributo a spese correnti o di investimento. Hanno proposto le azioni individuando altresì le aree di più specifico interesse. Le proposte hanno pertanto formato oggetto di verifica da parte della prefettura nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che ha espresso parere in ordine alla coerenza e all'ammissibilità delle iniziative. A conclusione è pervenuta quindi la comunicazione ministeriale di accoglimento e conseguente finanziamento del contributo di euro 14.388,49 centesimi per ciascun comune, che sarà a breve erogato per tramite la prefettura. A garanzia degli impegni assunti quindi saranno stipulati con i comuni beneficiari il prossimo 13 settembre alle 10 nei locali della prefettura, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i specifici protocolli d'intesa che contemplano anche il monitoraggio delle iniziative anche attraverso report mensili sulle attività. Il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciuva esprime quindi soddisfazione per il sollecito riscontro assicurato dai comuni interessati nell'avere certo l'opportunità offerta dal contributo che, sebbene di non rilevante entità, potrà ovviamente fornire un utile supporto alle azioni sullo specifico obiettivo svolte sui territori, in particolare dalle polizie municipali.